Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova live di Reni Toons. Benvenuti. Sono le ore 12:50, quindi è un orario un po' insolito per fare le live. Oggi è il 7 novembre 2024 e ci accingiamo a fare un altro Sfogliamo insieme. Questa volta uno Sfogliamo insieme che riguarda fumetti, cartoni, manga, anime, quello che volete, insomma, come li volete chiamare. E niente, mi sono accorto che buongiorno Mirko, buongiorno Michele, salutiamo Mirko il Panda che è con noi, colgo l'occasione per ringraziare Michele, visto che l'altra live poi l'ho dovuta ripubblicare, è stato un po' un problema perché YouTube praticamente non l'ha registrata, non lo so, ci deve essere stato qualche problema di rete. Fortunatamente Facebook invece l'ha registrata, quindi ho dovuto, diciamo, trovare il modo di scaricarla da Facebook, diciamo, in una risoluzione decente, perché me la scaricavo soltanto a 360 ma si vedeva malissimo, quindi ho messo un po' di tempo. Comunque volevo ringraziare Michele per i loghi che mi ha fatto. Adesso vedete che in basso a destra dello schermo c'è il logo Reni Toons, ok? Ieri invece ho usato un altro logo, sempre fatto da lui, quindi lo ringrazio. Quindi mi ha fatto i tre loghi diciamo, delle mie tre passioni: Reni Toons, Reni Retro e Reni J, ok? Quindi tra l'altro trovate il logo Reni J anche nei podcast che io sto pubblicando tutte le mattine. Ho iniziato a pubblicare sotto forma di video tutte le compilation che io avevo già pubblicato negli anni addietro sul mio canale Mixcloud. Mentre Mixcloud vuole soltanto audio, io le sto trasformando in audio più video, e dato che erano originariamente delle audiocassette, allora ho fatto un video con una cassetta che diciamo in play su una piastra fa ascoltare la musica, diciamo. Sono partito con questo podcast. Salve Steve Commodore, buongiorno, grazie di essere qui con me. Stavo dicendo che ho messo come, diciamo, come immagine, come filmato, questa cassetta che si avvolge, e sto pubblicando le Piccadilly Soft. Originariamente queste Piccadilly sono state fatte da Leonardo G e Attilio Dance e poi distribuite da Mixed by Harry. Ok, questo è il podcast che trovate la mattina, ok? Lo so, qui dietro c'è Kenny Guerriero. Dicevo che mi sono accorto che di questi Java Magazine ho fatto lo Sfogliamo insieme solo del numero 1, che è questo, ok? Quindi ci manca il numero 2, il numero 3, il numero 4 e il numero 5. Anche il numero 4 con Quasi Magia Johnny è molto molto bello, senza nulla togliere a Cara Dolce Kyoko, Rossana, comunque qui padroneggia. Tra l'altro di Kenny Guerriero, visto che mi hanno messo la serie su Prime, diciamo gratuitamente, allora vedo che si è collegato il grande amico Luca Cusani, Luke74. Allora, ieri ha pubblicato un film, ragazzi andatelo a vedere, è dedicato ovviamente alla fiera che si è tenuta a Brusaporto Retro Computing. Brusaporto è stato un evento veramente bello quest'anno, perché da tantissimi video che ho visto che sono stati pubblicati c'è stata una enorme affluenza di persone, ma soprattutto gli espositori, tutta gente molto molto valida, abilmente intervistata da Luca Cusani. Luke74 Channel, andate a cercare il suo canale, andate a vedere il video, mettete il like al video e iscrivetevi al canale, il suo ovviamente, pure, se volete pure il mio, ma io poi lo dico a fine live. Comunque quel video è veramente degno di essere visto, tant'è vero, io lo dico, non ho niente da nascondere, me lo sono scaricato e me lo sono messo tra i miei video preferiti, addirittura ho una cartella me lo sono scaricato tra l'altro a 1080p, quindi veramente una risoluzione molto molto alta, infatti si vede molto molto bene. Poi non solo ha usato dei microfoni molto buoni,
e quindi l'audio si sente molto bene, ed è riuscito a eliminare tutto ovviamente il brusio che c'era di sottofondo ad una qualsiasi manifestazione, soprattutto a Brusaporto quando venivano inquadrati c'era tanta gente, quindi quel rumore di sottofondo normalmente con i microfoni viene sempre, e invece hanno usato degli ottimi microfoni, per quindi l'audio si sente molto bene. Bellissima è anche la sigla iniziale, ok? No, beh, anche il montaggio poi vuole la sua, perché è stato abilmente montato da Luca, perché Luca ha curato due cose molto importanti, perché per i video poi tutti quanti ci arrangiamo. Luca ha curato due cose molto importanti: il montaggio e la presentazione, quindi l'intervista ai personaggi, quindi le domande da fare, diciamo, ha curato anche quella, ha coinvolto, diciamo, in una sigletta, la sigla iniziale, diversi personaggi. Quindi guardate che sono due aspetti molto importanti. Poi ovviamente insieme a lui c'era un cameraman, anche lui molto valido, perché le riprese non sono mosse, sono riprese fatte a bene, diciamo. Cioè, diciamo la verità, diamo una recensione valida poi ad un filmato che viene poi pubblicato, che sembra poi nell'universo di YouTube sembra uno dei tanti filmati, però dietro c'è un cameraman che ha ripreso bene, quindi senza tremolare, senza fare immagini troppo veloci, passaggi troppo veloci di scena, quindi c'è il montaggio fatto bene, l'audio curato, quindi diciamo vale la pena andarlo a vedere. Questo era solo una parentesi proprio successa ieri, perché ieri sera è stato pubblicato, diciamo, questo filmato, e quindi mi premeva dirlo in un mio video. Detto questo, voi sapete che adesso devo fare, io non riesco mai con la telecamera speculata, dobbiamo fare lo sfogliamo insieme di questa rivista che è dedicata a piccoli problemi di cuore, ma non solo. Questa è Java Magazine, tra l'altro Java Magazine, se andate sul mio canale trovate anche, diciamo, non un paragone, un far vedere com'era Java Magazine negli anni 90, quando c'era Sonia a TRE che faceva la posta di Sonia, e uscì proprio tra l'altro il primissimo Java Magazine, aveva i Cavalieri dello Zodiaco in copertina, era molto più piccolo come formato, quindi diciamo che all'epoca ebbe un grande successo questa rivista, fu una delle, io la potrei chiamare una delle primissime fanzine dedicate a diversi argomenti dei cartoni animati, degli anime, ok? E quindi all'epoca non ce n'avevamo tante, poi da Java Magazine in poi ne uscirono tantissime di fanzine, ok? Anche edite dall'organizzatore poi di Expo Cartoon. Expo Cartoon sappiamo che ha fatto, diciamo, una trasformazione, chiamiamola così, anche se poi la casa che organizzava Expo Cartoon non c'è più, e Expo Cartoon ha traslocato dalla vecchia Fiera di Roma alla nuova Fiera di Roma e si è chiamato Romix, ancora si tiene Romix ed ha un successo, diciamo, a livello italiano molto importante, secondo mi sa soltanto a Lucca Comics and Games, poi c'è pure Etna Comics, ci sono tante altre fiere del fumetto, dell'animazione e dei games, ok? Tra l'altro, dentro queste manifestazioni ci sono anche delle aree abbastanza grandi dedicate ai videogiochi, soprattutto quelli arcade, o anche ai giochi in rete con per esempio Xbox, PlayStation o anche PC. Ok? Detto questo, era doveroso fare un'introduzione alla rivista Japan Magazine. Ok? Andiamo a vedere subito la quarta di copertina, che è una sorta di quasi di indice di quello che contiene la rivista. Vedete, si vede anche Candy. Oh, io ancora non l'ho sfogliata, come faccio sempre, la sfoglio insieme a voi, anche perché ce n'ho tante ancora da sfogliare. Io queste non è che voi le vedete qua, diciamo, a tutte le sei già lette, perché è roba che è uscita un sacco di tempo fa, no? Stanno là, io purtroppo quando ho tempo, piano mi ritaglio quelle orette che servono proprio per poi a me per leggere queste riviste. Allora, qui subito parte con un bellissimo poster. Vedete, questo è un poster
a doppia pagina, si apre e Japan Magazine ci ha abituato perché ogni Japan Magazine aveva il poster centrale, delle pagine centrali, più i due poster sulle copertine, quindi diciamo è una cosa che si sono portati dietro dal vecchio Japan Magazine. Oh, guardate qui, Holly e Benji. Allora, il mio edicolante mi ha detto, siccome l'anno scorso ho comprato ben due calendari di quest'anno, insomma, quindi l'anno scorso l'ho comprati, uno era di Crimi e uno era di Bim Bum Bam, allora mi ha detto, mi è arrivato il calendario 2025 di Holly e Benji, ma io non me lo sono preso, con tutto che Holly e Benji è tra i miei cartoni animati preferiti, tra i miei anime preferiti, però diciamo il mio preferito era Crimi, quello di Bim Bum Bam era dedicato a tanti anime contemporaneamente e quindi valeva la pena spendere quei soldi l'anno scorso, ma quest'anno magari me lo faccio da solo. Qui quindi c'è il sommario, vediamo qua che dice Japan Magazine ogni 10 dei mesi pari, quindi questo pure è bimestrale, ok? Quindi esce il 10 dei mesi pari, cioè questi comunque gli editori cominciano a essere i mesi pari che iniziano con la V e i mesi dispari che hanno una vocale, cioè ma che vuol dire sta cosa? Comunque sì, ti aspetta ogni 10 dei mesi pari, Japan Magazine esce, quindi va bene, a partendo da febbraio, immagino che febbraio è il mese numero 2, quindi ok, quindi qui c'è un bel sommario, tra l'altro iniziano proprio subito, vabbè qui c'è, andiamo a vedere le altre pagine, qui c'è come fare l'abbonamento e c'è il punto della situazione, che sarebbe poi l'editoriale, il punto della situazione non è altro che l'editoriale. Poi c'è pure un calendario 2025 di Love Militia, diciamo il telefilm, quello con Cristina D'Avena, quindi non l'anime Kiss Milicia, ma balliamo, insomma, Licia interpretata da Cristina D'Avena, ok? Quindi questo è il punto dove siamo arrivati e di qua c'è come fare l'abbonamento. E poi a pagina 6 partiamo subito con la posta Dragon Mail, vedete? Ieri abbiamo sfogliato insieme un'altra rivista iconica molto simile a quella degli anni 80-90 che era Zap, ok? Quindi andatevi a riprendere lo sfogliamo insieme di ieri, che sta in mezzo ai video, non in mezzo alle live, perché l'ho dovuto pubblicare come video, e vedrete che anche lì abbiamo sfogliato una rivista che ci porta indietro nel tempo, perché anche come impaginazione e come tutto ricorda molto quella degli anni 80-90. Zap all'inizio degli anni 90 poi ha chiuso i battenti, fece un numero con la copertina tutta nera con scritto Game Over, che era inserito all'interno di The Game Machine, perché Zap nei suoi ultimi numeri usciva come inserto di The Games Machine, che era una rivista poi dedicata ad Amiga e a tutti gli altri computer, diciamo a 32 bit, diciamo più potenti dei vecchi 8-16 bit, MSX, NES, Commodore 64, perché ovviamente come tutto nell'evoluzione ovviamente si ha un picco e poi purtroppo si scende per fare spazio diciamo, alle nuove tecnologie, anche se ultimamente io di nuove tecnologie non ne vedo, perché io sto ancora lavorando PC Windows 7 del 2012, siamo nel 2024, ha 12 anni questo PC e fino adesso ancora non mi ha mai dato problemi. Questo l'ho assemblato io e non l'ho mai toccato, so 12 anni che sta qui, non l'ho mai neanche aperto, pulito dalla polvere, niente, sta qui così da 12 anni, non ho toccato niente. Ogni tanto magari ci ho aggiunto qualche hard disk, quelli USB da 5 tera, perché purtroppo lo spazio non basta mai, però al di là di quello non ho fatto niente. L'alimentatore è quello originale, scheda video è quella che comprai all'epoca nel 2012, il processore, la RAM, tutto. L'hard disk interno di questo era quello ancora più vecchio del 2012, perché l'hard disk col sistema operativo Windows 7 è un SSHD, un solid state hard disk, che è metà stato solido e metà meccanico, e è 1 terabyte
ed è mi pare del 2009 quell'hard disk e ancora funziona benissimo. Stiamo zitti, che qua da un momento all'altro, poi vabbè dovrò installare Windows 11, ma perché non mi funziona più niente e ho tutte le versioni obsolete. Quindi Dragon Mail l'abbiamo visto, qui c'è tutta la posta, quindi tra l'altro, ecco, scrivete dragonmail@japanmagazine.it, quindi se volete che le vostre letterine vengano pubblicate su questa rivista, dovete scrivere a dragonmail@japanmagazine.it, quindi se lo riterranno opportuno pubblicheranno la vostra letterina. Allora, qui cominciamo subito. Marmalade Boy, vedete? Bellissimo. Piccoli grandi problemi di cuore e di censura. Ovviamente all'epoca venivano trasmessi all'interno dei contenitori Bim Bum Bam o anche Ciao Ciao, o su Rete 4 o su Italia 1. Questo prettamente un cartone animato di grande successo, quindi da Italia 1, e se la faceva da padrone Alessandra Valeri Manera, che praticamente censurava e tagliava di tutto, di più di tutto. E quindi è ovvio che qui ci hanno scritto grandi problemi di cuore e di censure come sottotitolo, proprio perché diciamo venivano parecchio censurati quelli che noi all'epoca chiamavamo i cartoni animati, gli anime. Ok? E qui continua tutto l'articolo dedicato a Marmalade Boy. Sono piccoli problemi di cuore nati da un'amicizia che profuma d'amore. E qui parliamo di le censure italiane. Vedete? Marmalade Boy in Italia, tra l'altro ha cambiato nome ed è diventato Piccoli problemi di cuore, canzone stupenda cantata dalla regina delle sigle Cristina D'Avena. E qua ci sono le scene più belle, guardate, i fotogrammi delle scene più belle. Guardate che queste riviste ci portano parecchio indietro nel tempo, veramente veramente belle queste riviste. Ok, andiamo avanti. I gadget, ovviamente, poi spesso gli anime si portavano dietro una marea di gadget, era il caso anche dei robot, come Gig Robot si portò dietro i micronauti, che ce ne volle prima di fare un Gig Robot vero uguale a quello del cartone animato magnetico, prendendo spunto dai micronauti che erano usciti magnetici, che invece erano fatti sull'immagine di Gig Robot, ma c'era un problema di diritti all'epoca e quindi non si poteva fare. Ryoko Ikeda, Lady Oscar, La rivoluzione e il destino delle rose. Lady Oscar è pure un altro cartone che ha avuto due sigle, una cantata da i Cavalieri del Re e l'altra cantata da Cristina D'Avena. E poi ovviamente ancora oggi si parla tantissimo di questo cartone. Tra l'altro ha avuto molto più successo diciamo, questo racconto della rivoluzione francese piuttosto che il Tulipano Nero, vedi la stella della Senna, i ragazzi della Senna, proprio perché questo era, diciamo, tra l'altro è un anime degli anni 70, però veramente veramente curato, quindi veramente Lady dal fiocco blu, oh Lady, Lady, Lady Oscar, la tua spada fischia non delude mai, oh Lady, Lady, Lady Oscar, anche nella mischia vincere tu sai. Incarnazioni di un mito, vedete qui ovviamente non può non parlare e c'è un'immagine della stella della Senna sul cavallo bianco e c'è pure la principessa Zaffiro, la principessa Zaffiro nel regno di Silverland. Ok, e andiamo avanti, ancora Oscar qui, non solo Oscar, vedete che quindi era questo numero di Japan Magazine è dedicato non solo a piccoli problemi di cuore. Ed ecco un anime ancora continua, come numero di episodi ha fatto concorrenza a Dragon Ball,
Stiamo parlando ovviamente di One Piece. One Piece, che in Italia venne chiamato l'arrembaggio. Ciurma! Passato, presente e futuro di un'opera amatissima. Ha battuto ogni record, arrivando sul podio dei manga più venduti e amati di sempre. One Piece è un'opera che da anni accompagna lettori e telespettatori in entusiasmanti avventure per mari e oggi sta conoscendo una meritatissima seconda giovinezza. Nessuno se l'è mai scordato. Questa è un'altra opera, però quelle opere che iniziano hanno una marea di episodi, quindi andiamo avanti. Un groviglio di intriganti misteri, questa pure fa parte della sigla. Vedete, prendono parti della sigla e li mettono come sottotitolo, non è male come idea, Dalla carta al live action, hanno fatto pure il live action. Design a confronto, ovviamente potevano non fare un confronto. Poi un rinnovato successo. Qui un bellissimo articolo dedicato a One Piece, in Italia all'arrembaggio. Ok, la fiera del bambù, bellissimo. Questo è il mercatino di Japan Magazine e veniva chiamato la fiera del bambù. Vedete, il logo è uguale identico della fiera, la scritta praticamente. E qui c'è sempre chi si vende qualcosa. Animage, ieri e oggi la regina delle riviste sugli anime. Molto molto bello anche questo numero di Japan Magazine. Queste sono altre riviste, tra l'altro molte sono giapponesi, quindi originali, molto molto belle. Guardate, guarda, qui c'è pure occhi di gatto, vabbè. Scila di occhi di gatto. Occhi di gatto. E questo è il nome del trio compatto. Grande esclusiva. Passa un anno in compagnia di Cristina e di tutto il cast dei telefilm di Licia. I telefilm di Licia, e questo ovviamente, siccome all'inserto c'è Love Me Licia, ovviamente accanto hanno messo la pubblicità del calendario di i telefilm di Licia, e di qua inizia diciamo il fumetto di Love Me Licia, episodio 6, la vendetta di Andrea. Vedete, hanno fatto proprio, prendendo i fotogrammi dal telefilm, ne hanno tratto un fumetto, ok? Quindi guardate, incredibile, hanno tratto un fumetto prendendo diversi fotogrammi, e questa era diciamo, quella di includere un fumetto all'interno della rivista viene proprio dal Japan Magazine originale. E come vi ho detto, al centro della rivista c'è un poster, addirittura questo poster in teoria se si stacca si apre in 4, quindi diventa veramente gigantesco. E infatti questo è un poster di Candy Candy e vedete la scritta Japan Magazine, proprio come era una volta, che al centro c'era questo poster molto grande, più grande sarà una 3, diciamo forse pure più grande, c'era la scritta Japan Magazine, appunto, che è la rivista che lo conteneva e che lo distribuiva. Ok, qui andiamo avanti veloce su questo fumetto, vedete, molto lungo, deve riassumere tutto l'episodio, la vendetta di Andrea, fratellino minore di Mirko. Ok, poi il primato di Gigi, e qui cominciamo a parlare di Gigi. A 12 anni il nasino all'insù. L'evoluzione del cosplay. Mia figlia fa tanto cosplay, infatti la prossima volta sarà al mercatino giapponese che si terrà all'ippodromo delle Capannelle. Mia figlia rifarà di nuovo cosplay e andremo lì, penso, di domenica, quindi non questa domenica che viene, quella dopo,
quella dopo per, diciamo, noi andiamo sempre al mercatino giapponese, soprattutto quando si tiene qui vicino, che c'ho l'ippodromo delle Capannelle a due passi, e quindi... Buongiorno Willy, benvenuto, benvenuto, stiamo sfogliando insieme la rivista che vedi qua, questa, Japan Magazine, questa. E poi mi sono accorto che faremo anche nei prossimi giorni, porca la miseria, tutti questi altri. Non so se andare poi in ordine, fare il 2, il 3, il 4, oppure andare indietro e fare 4, 3, 2. Perché io ho fatto lo studiamo insieme solo del primo numero, quello. Mannaggia, oh. Quindi l'evoluzione del cosplay, stavo dicendo che mia figlia piace tantissimo fare cosplay, cioè vestirsi, travestirsi, truccarsi da personaggi diciamo, degli anime. Ok? Guardate, guardate quanta gente che fa cosplay. Tra l'altro al mercatino giapponese poco, ma a Romix e a Lucca Comics and Games ancora il cosplay la fa da padrone, insomma, cioè c'è tantissima, tantissima gente che ancora gradisce il cosplay e vestirsi, diciamo, da personaggi dei videogiochi o degli anime. Ok? Ogni mese il meglio degli anime che puoi vedere in TV e streaming. Ok? E qui ci sono, una volta qui c'era quello che trasmettevano sulle varie reti, TRE, su Rete Capri o sulle reti Fininvest, eccetera. Invece adesso purtroppo con tutti questi streaming, con tutto sto Netflix, Prime Video, eccetera, qui ovviamente ci mettono quello che viene poi distribuito, diciamo, non gratuitamente, perché anche Prime Video c'ha un costo, Netflix c'ha un costo, però diciamo senza costi aggiuntivi, diciamo a quelli dell'abbonamento base. Per esempio, ecco, Kenny Guerriero ho cominciato a vederlo perché prima stava dentro a un canale di Amazon che era a pagamento. Adesso l'hanno tirato fuori, l'hanno messo gratuitamente e mi sto rivedendo Kenny Guerriero. Tra l'altro anche quelli che ho scaricati all'epoca, perché parliamo dei primi anni 2000, che ho scaricato tutti gli episodi di Kenny Guerriero, non si vedevano così bene come li sto vedendo adesso. Devo dire che forse i colori sono troppo accesi, quindi diciamo, non dico che preferivo quell'altra versione in bassa risoluzione, questa però c'ha una risoluzione, porca miseria, esagerata. Poi ovviamente hanno rifatto pure Holly e Benji, figuriamoci. Marcella Silvestri, simpaticamente vostra, e questa è diciamo, una intervista ad una doppiatrice, ok? Teatro, televisione, pubblicità e tanto doppiaggio nella storia professionale di Marcella Silvestri. Ok? E quindi oh, qua c'è pure Krillin, e quello è Maple Town, nido di simpatia. Maple Town, c'è tanta simpatia a Maple Town. Maple Town, toh. Dai, che anche questa rivista è molto 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 bella, devo dire la verità, molto molto bella questa rivista, Japan Magazine. Oh, il 12° viaggio, quarta tappa, Kobe, l'Araba Fenice. E questo mi sa che è un viaggio in Giappone raccontato. Andiamo avanti. B-Kobe, Nadia in bella mostra, o Nadia il mistero della pietra azzurra, è un altro anime molto molto bello, ispirato ai racconti liberamente tratto da Giulio Verne, 20.000 leghe sotto i mari, le avventure di Nadia, di Jean, che si conoscono nel primissimo episodio e poi affrontano tantissime avventure, sempre in nome della pietra azzurra che Nadia porta al collo. Un racconto molto 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 bello che ve lo sto raccontando a fare.
è ovvio che poi anche Nadia, quando uscì, ebbe un successo enorme, tra l'altro trasmesso da Tele 1, e la sigla ovviamente cantata da Cristina D'Avena ebbe un sacco di successo. Il relativo 45 giri è diventato una specie di santo graal, perché dicono che ne sono state stampate poche copie e quindi è difficilissimo da trovare quello originale che uscì all'epoca. Ok, la Chinatown e i fili dell'amore, ve lo faccio rivedere perché qui nella pagina bianca si cambia argomento e si parla di Chinatown e i fili dell'amore. Ho qui un'altra ripresa della Fiera del Bambù. Come vi ho detto, la Fiera del Bambù è il mercatino di Japan Magazine, ok? Andiamo avanti. Magic Knight Ray Art, oh, pure questo, la sigla di Cristina D'Avena di questo cartone è anche questa una pietra miliare secondo me nel percorso musicale di Cristina D'Avena, quindi bellissimi. Cavalieri magici e geni managuerrieri, i robot giganti incontrano le Maciocco. Il 3 luglio 1997 va in onda su Italia 1 la prima puntata di Una porta socchiusa ai confini del sole. Una porta socchiusa ai confini del sole. Si chiude così la sigla di Cristina D'Avena. Dietro questo lungo titolo si cela l'anime tratto dal primo manga di successo realizzato dalle Clamp e pubblicato sulla rivista Nakayoshi da Kodansha. Mia figlia sta studiando giapponese, sta studiando adesso, sta facendo un corso di storia del Giappone. Quest'estate ha studiato le basi del giapponese e da febbraio inizierà giapponese, il corso medio avanzato, poi farà pure quello avanzato. Mia figlia è patita di lingue e gli piace tantissimo anche il giapponese, non contenta di studiare la lingua giapponese. Adesso proprio sta facendo un incontro a settimana, sempre in videochiamata, chiamiamola così, in le lezioni quelle che si fanno tramite meeting, Meet, quel programma, e sta studiando la storia del Giappone. Quindi veramente tanti complimenti a mia figlia che è appassionata di queste cose, ok? E quindi Magic Knight Ray Art ebbe un grandissimo successo, Macchine guerriere e sentimenti d'amore, vedete? Andiamo avanti, andiamo avanti. Il sequel e l'anime. Gli OAV pure ci stanno, e la nuova serie di Ray Art. E qua ci sono un po' di recensioni non solo di anime, ma anche di manga e di libri, Qui ci sono diverse recensioni. Vengono recensiti dei libri, dei manga o anche degli anime. Qui hanno messo Crucio Taco dei Cruciverba, diciamo ad argomento anime e manga, ok? Andiamo avanti. City Hunter alla ricerca del perfetto live action. City Hunter è un altro anime che ha avuto un enorme successo, quasi uguale, se non uguale, a quello di Occhi di Gatto. City Hunter è qualcosa di spettacolare. City con la sigla che non è cantata da Cristina D'Avena. Ok, quindi stanno cercando di fare un live action di City Hunter e stanno cercando i protagonisti, gli attori che potessero interpretare Ryo Saeba. Magalia, la compagna di Beralios. Beralios è il leone che compone Daltanius, il robot, ok? E Magalia era la compagna leonessa di Beralios, quindi una leonessa robot, ok? Guardate, e di qua addirittura fanno ancora
le copertine delle videocassette, perché questa fascia così grande non è dei DVD ma delle videocassette. Siccome si usava, Java Magazine usava parecchio nelle ultime pagine mettere le copertine dei cartoni animati, degli anime più famosi, ecco qui che riprendono, diciamo, questa usanza e hanno messo le copertine per le videocassette degli anime più famosi, quindi Masonic Goku, Robotech, ok? Oh, e qui dice nel prossimo numero parleremo ovviamente di Ranma Mezzi, che tra l'altro è uscita la nuova versione di Ranma Mezzi 2024, tra l'altro solo in lingua originale. E qui vi faccio vedere quest'altro poster, guardate, questo è Quasi Magia Johnny, Tinetta, Sabrina e Johnny, sempre con scritto Japan Magazine. Qui ci sono le soluzioni dei giochi, qui, e qui c'è la pubblicità di Galattica, che è un negozio. Ok, www.galacticastore.it. Bentornati negli anni 80, c'è ovviamente Goldrake, e qui vendono action figures, Transformers, statue, un po' di tutto. Ok? E quindi nel prossimo numero si parlerà anche di Ranma, sicuramente parleranno anche del nuovo anime di Ranma, che mi pare che sta su Netflix, se non mi sbaglio. Ok? Dai, la prossima volta faremo un altro sfogliamo insieme, ci sfogliamo insieme un altro numero di Japan Magazine, perché come vi ho detto sto indietro tantissimo di questi sfogliamo insieme. Purtroppo le cose da fare sono tante. Non ultima questo podcast che mi sono inventato, che necessita di creare da un file audio un video. Purtroppo con questo computer l'unica limite che ha questo computer è il tempo che ci mette a creare dei filmati che durano un'ora in HD, non Full HD, io li faccio a 720, non a 1080. 1080 è Full HD, 1080p, mentre io li faccio a 720, e purtroppo per fare un filmato di un'ora me ce ne mette 3 a fare il rendering, con tutto che è una cosa semplicissima, c'è una cassetta con due cose che girano, cioè non c'è nessun'altra animazione, però a fare il rendering, con tutto che io ho già tutta la maschera pronta, quindi io vado a cambiare il file audio, cambio l'immagine della cassetta che gira, e metto le scritte correttamente, e poi renderizzo tutto, quindi sono 4-5 layer, non sono di più, quindi eppure mi ci mette 3 ore a creare un singolo file. Però diciamo mi sto avvantaggiando, ho già pronte diversi filmati, però non mi va di pubblicarli tutti quanti insieme nella stessa giornata, ne pubblico uno al giorno, così piano piano pubblicando tutto riusciamo ad arrivare tranquillamente a Natale e oltre. E voglio vedere, perché sto vedendo che c'è un buon riscontro questa cosa. Ho visto che le prime che ho pubblicato sono arrivate in un giorno solo addirittura a un centinaio di visualizzazioni ognuna. Per me non è male, perché io sono abituato a poche decine di visualizzazioni proprio nel tempo, mentre questi in un solo giorno hanno raggiunto un centinaio di visual. Quindi questo mi sprona a continuare e a investire il tempo a fare queste cose. Però non mi fermo ovviamente con le live, perché lo sfogliamo insieme, l'unboxing, e adesso ci metterò anche tante, cioè, lo sapete, già ve l'ho detto, c'è la mia storia, sbarrato la nostra storia, cioè la nostra storia, i nostri anni 80 vissuti da Reni. Quindi poi ovviamente dividerò nelle 3 categorie principali, quindi la nostra storia degli anni 80 vissuta da Reni nei cartoni animati, nei fumetti, la nostra storia vissuta da Reni nei computer, i computer che all'epoca c'erano, perché scusate ma se no mi si spegne il cellulare, ok? E quindi parleremo dei VIC-20, 64, C16 plus 4, Amiga 500, Amiga 1000, Amiga 1200, Amiga 600, 4000, parleremo un po' di tutto, degli altri computer come l'Atari XL, parleremo di tante cose. Poi ci sarà ovviamente la parte dedicata alla musica,
come Reni ha vissuto i nostri anni 80-90, tra immerso in mezzo alle cassette, immerso in mezzo ai vinili, i sterei, parleremo un po' delle casse, di quello che poi io ho fatto, ho realizzato, perché poi ho realizzato anche diverse cosette. Alexa, stop! È Alexa che mi ricorda di andare a prendere mia figlia, ma mia figlia oggi va a fare un compito a casa di una compagna di classe, quindi non la devo andare a prendere. Perciò poi ho cominciato anche questa live un po' più tardi. Quindi vedremo. E poi c'è anche un progetto che avevo nel 2022, avevo presentato, se non mi sbaglio nel 2021, non lo so, che è diciamo raccontarvi più in dettaglio degli argomenti in base a, senza io andarmi a documentare, senza andare a studiare su internet, eccetera. No, voglio spiegarvi degli argomenti di informatica, di musica e di anime, manga, eccetera, di singoli argomenti che io ho vissuto sulla mia pelle, ok? Quindi senza andarmi a documentare da nessuna parte, quindi potranno essere degli argomenti in cui io dirò anche delle cose non vere o sbagliate. Infatti lì vi inviterò nei commenti a dirmi se ho sbagliato, se non ho sbagliato, se ho detto bene. Parleremo di diversi argomenti, sia di informatica, sia di musica e sia diciamo che riguardano manga e anime. Ok? Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me anche oggi per questi 3/4 d'ora di live. Vi invito a visitare i miei siti, che sono, il principale è passato adesso, sta qui, classe74.it. Lì troverete tante cose in vendita poi su Amazon. C'è anche legolando.it, dedicato al mondo che è pressoché infinito dei Lego, che hanno sempre... Salve Andrea, sei arrivato in chiusura di live. Ok, buona giornata. No, ma tu mi pare che già eri collegato. Aspetta che, perché sta salutando con buongiorno. Comunque io dico anche io buon pranzo a tutti, sto in chiusura di live, quindi sto facendo pubblicità a quei 4-5 siti che ho e che ho fatto io. Quindi sto parlando di legolando.it, andatelo a vedere, c'è starwarsstore.it, molto importante, dedicato alla galassia lontana, andatelo a vedere perché è uno dei siti più grandi che ho fatto, ok? Poi c'è magliette vintage che non compare qui sopra, assolutamente, perché l'ultimo che ho fatto e in base a come verrà frequentato questo sito deciderò se metterci anche delle felpe. Sono tutte magliette diciamo vintage, partendo addirittura lì mi pare che parto dagli anni 50-60 e poi arrivo diciamo fino agli anni 90 e poi ci sono tutte le varie magliette anche di cartoni animati, dei gruppi rock, quindi dei Queen, dei Kiss, dei gruppi metal e heavy metal, diciamo degli Europe. Ci sono diverse magliette vintage. Poi c'è il mondo del vinile.it, dove ci sono diversi vinili in vendita su Amazon, organizzati per vinili di musica italiana, vinili picture disc, vinili colorati, vinili in edizione limitata e numerata. Quindi diciamo ho dato un po' di ordine a quel bazar che è... Ciao Michele, vado in pausa pranzo, buona giornata, un saluto a tutti. Renato, allora aspettiamo la tua puntata sulla tua storia. Lo so, vediamo appena possibile, io cerco di sbrigarmi, diciamo la presentazione è già pronta, diciamo la intro, quindi mi devo dedicare adesso a trovare quell'oretta, perché durerà più o meno come queste live qua, tra i 45 minuti e un'ora, una live in cui farò, come sono abituato io, un bel monologo, però vi spiegherò questo. Infatti Michele Michi è uno di quelli che ci sta supportando e aiutando per realizzare questa cosa, ok? Non ultimo il sito renijstore.it, dove trovate tutto ciò che riguarda la musica, quindi giradischi, amplificatori, casse attive, casse passive, puntine per i giradischi, cuffie, microfoni, telecamere anche per fare le live,
webcam più che altro, stativi per gli altoparlanti, ci ho messo un po' di tutto, green screen addirittura, ci ho messo un sacco di green screen pure lì, quindi trovate un po' di tutto su renijstore.it, ok? Mi sembra di non averne dimenticato nessuno, e niente, quindi vi do appuntamento alla prossima live, che come sempre non so quando sarà, perché io come riesco a trovare un attimo di tempo, track, oggi non ho potuto farla prima perché ho avuto, mia moglie mi ha dato da fare piccoli lavoretti, sia qui che da un'altra parte, e quindi mi sono tenuto impegnato così e quindi mi sono attardato. Normalmente le live le faccio tra le 10, le inizio tra le 10 e le 11 di mattina, invece questa volta purtroppo. E nel pomeriggio invece sono proprio impegnato perché devo accompagnare mia figlia, sto impicciata, non si può fare. Vediamo se invece riesco a liberarmi la sera. La sera magari verso le 9:30, sempre se io purtroppo cioè, le live le faccio qui, questo è il salone e magari si mette mia moglie a vedere la televisione, quindi non potrei fare le live da qui, ok? Detto questo, non mi resta davvero che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima live. Vi lascio con la sigla finale di Reni Toons, eccola qui, eccoci qua. Ok? Allora, detto questo, un saluto a tutti, buon pomeriggio, sono le ore 13:36 di questo giovedì 7 novembre 2024. Un saluto a tutti, buona giornata, buon pomeriggio. Ciao a tutti!